Ciao a tutti, questa sera mi trovo al Palazzetto dello Sport di Trissino per la seconda selezione di Miss Blumare. Tra poco iniziamo la selezione e vi aspetto numerosi, ci sono anch'io. Quindi grazie per essere intervenuti. 10 anni di Miss Blumare, quindi un po' di esperienza ce la siamo fatta. Ringraziamo l'amministrazione che ci concede ovviamente questo straordinario palazzetto dello sport. Vi do alcuni numeri immediatamente di quello che è il concorso Miss Blumare. Intanto è stato il primo concorso che si conclude all'interno di una nave da crociera MSC. Ci inchiniamo dinanzi al signor Aponte, che è poi il proprietario di MSC e che ci dà questa grande possibilità di concludere lo spettacolo, il concorso all'interno di una nave da crociera. 1700 concorrenti in giro per l'Italia, mi pare che le regioni siano 19 nel 2017, quindi stiamo raggiungendo magari i concorsi un po' più blasonati, davvero dei numeri da record, dei numeri da favola. Questa è la seconda tappa della Regione Veneto, una c'è stata al centro commerciale Carrefour di Thiene e adesso siamo qua a Trissino. Allora, devo ringraziare ovviamente gli sponsor, quindi ringraziamo Fomec di Castelgomberto, azienda di stampaggio lamiere, Nomasvello di Schio e Thiene, negozi di epilazione permanente a luce pulsata, Vittoria Assicurazioni, agenzia di Cornedo Vicentino e Schio. Dobbiamo ringraziare anche gli ospiti nazionali, più che ospiti gli sponsor nazionali, che sono Inco Benessere e Bellezza Prodotti per Cosmesi, MSC Crociere, ovviamente quelli che ci ospitano, e poi Fomec di Castelgomberto, azienda di stampaggio lamiere, Ilaria Melli, gioielli, Euro New Pack, imballaggi, Atelier di Anna Biagi. L'organizzazione invece nazionale è curata Studio Immagine e conseguentemente Pacciamama Viaggi, sempre di Thiene. Facciamo però e conosciamole queste 10 ragazze che questa sera si contenderanno il titolo di Miss Trissino. Facciamo uscire le nostre concorrenti con abito a piacere, con alcuni prodotti dell'ottica Malavasi di Trissino e Recoaro e delle calzature e pelletterie Le Point di Cornedo Vicentino e valigeria Agno di Valdagno. Quindi io direi accogliamo queste ragazze con un grande e caloroso applauso. Prego.
ringraziamo anche il nostro cameraman, siamo nel canale YouTube, quindi per chi volesse poi andare a vedere con calma e con tranquillità queste ragazze c'è anche la possibilità attraverso la rete internet. Vi vado subito, immediatamente a presentare anche i nostri giurati. Partiamo dal sindaco di Trissino, Davide Faccio. Sindaco, i miei rispetti. Andrea Franco, Fomec, partner principale Miss Trissino 2017, sponsor nazionale di Miss Blumare. Luigina Fasolo, consigliere comunale, prego Luigina. Ottorino Pasetti, commerciante titolare dell'omonima gioielleria. Ottorino. Stefano Novello, sponsor nazionali Ilaria Melli, gioielli, tra l'altro presidente di giuria e sempre presente con noi. Gianmarco Pellizzaro, consigliere comunale, maggioranza. Poi c'è Maria Grazia Barone, estetista titolare Nomas Bello, insieme a Željka Mitrovic, estetista titolare anche lei di Nomas Bello di Tieneschio. Poi ancora Martina Benetti, consigliere comunale, pure lei. Ah, te lo sei scelte? E Lino Lorenzi. Ok, va bene. Io vorrei adesso invece presentarvi colei che stasera collabora con noi, che è accompagnata fra l'altro dal direttore generale di Miss Blumare, quindi vi presento Carlotta Aldighieri insieme a Luca Dalmaso. Grazie, buonasera a tutti. Spero che la coreografia vi piacerà. Abbiamo lavorato con le ragazze tutto il pomeriggio e vi invito alla prossima tappa che sarà il 3 luglio al Caffè Vero, dove al posto che come coreografa mi vedrete come presentatrice, quindi vi aspetto tutti numerosissimi. Passo la parola al nostro presidente. No, aspetta, no. Già mi fotte il lavoro questa, Cioè io tutto tranquillo, mi ero preparato un sacco di cose, lei è partita proprio alla grande. Bene, fra l'altro è figlia di George Aron, lo possiamo dire. George Aron, grande cantante negli anni '80 che è qui insieme a noi, fra l'altro. Dov'è? Dove sei? George? Dove sta? Ecco. Vai, alzati un attimo, dai, così mi fai vedere. Bene, in tournée mondiale. Allora, Carlotta è stata anche sul palco della finalissima del Festival Show all'Arena di Verona. Allora, tu vuoi dare un consiglio alle ragazze che stanno dietro nel backstage in questo momento e stanno fremendo, magari un po' di agitazione ce l'hanno? Che vorresti dire? Bisogna farla propria, non bisogna sentirsi giudicati e salire sul palco e dire adesso sono qua per farmi giudicare, no, sono qui per divertirmi e per dimostrare quanto io valgo. E se non mi votano, mi voteranno. Bisogna sempre imparare. Se non è questa volta, sarà un'altra volta, prossima. Visto che quante tappe abbiamo in Veneto, Luca? 15-20 tappe nel Veneto, quella. Va bene, grazie Carlotta. Grazie a voi. Poi ci vediamo nuovamente, lasciamo la parola a Luca, come dicevo, direttore generale di Miss Blumare. Innanzitutto buonasera a tutti anche da parte mia, è un piacere essere qui a Trissino per la prima volta. Io di solito chiudo un po' alla serata delle Miss, però questa volta ho voluto intervenire all'inizio. All'inizio perché? Perché sono molto affezionato a questo paese che ci ospita, come dicevo prima, per la quinta volta. Quest'anno compiamo 10 anni e ci siamo fatti un bel regalo. Faremo una crociera diversa da quelle che facevamo nelle scorse edizioni. Quest'anno faremo le capitali europee. Partiremo il 1° ottobre da Amburgo, faremo Parigi, Londra, Bruges, Amsterdam e ritorneremo ad Amburgo. Pensate che per le 60 finaliste di tutta Italia la crociera è completamente gratuita. Questa sera siamo qui per la quinta volta, vi ringrazio ancora, spero che la serata sia di vostro gradimento. Dico alla giuria, mi raccomando, votate bene, è molto importante, la prima classificata di questa sera andrà direttamente in finale regionale. E che dire, Ciampi, il palco è tutto tuo. Allora, io direi di partire con la prima uscita, però prima
ovviamente le concorrenti si devono schierare, quindi facciamole entrare. Prego concorrenti. La giuria dovrà votare come criterio, ovviamente avete capito, il fisico. Io adesso però le vogliamo anche sentire parlare, mica le vogliamo solamente vedere sfilare a destra e a manca, le vogliamo sentire parlare. Per cui io chiamerei la numero 20 qui con me. Si presenta, mi dice nome, cognome, cosa fa nella vita, quanti anni ha, anche il numero di telefono interessa? No, non ve lo diamo quello. Prego. Aspetta, vediamo se ce l'hanno tolto. No, allora, vediamo. Buonasera a tutti, mi chiamo Rossella Mai, ho 20 anni e sono una studentessa universitaria. Prego, tutto per te. Numero 21, anche a te il microfono per la tua presentazione. Buonasera a tutti, sono Maria Busellato, ho 17 anni e frequento il liceo linguistico. Perfetto! Numero 22. Buonasera a tutti, mi chiamo Claudia Cavaliere, ho 18 anni e studio ragioneria all'Istituto Tecnico. Perfetto, anche a farti conto qua ce n'è bisogno. Numero 23. Buonasera a tutti, sono Gioia, ho 16 anni e frequento l'Istituto Alberghiero. E Len, cos'è il secondo nome? Secondo nome. Gioia Len. Gioia Allen, anche per te la passerella. Numero 24. Buonasera a tutti, io sono Silvia, ho 19 anni e vengo da Gambugliano, in provincia di Vicenza, e sono una studentessa sociosanitaria. Perfetto, anche di questo c'è bisogno, considerato che manca personale negli ospedali. Prego. Number 25, 25. Buonasera a tutti, mi chiamo Caroline Lane, ho 17 anni e studio al liceo delle scienze umane. Igrain. Igrain. Sì. Un nome che proviene da? È un nome celtico gallese, è il nome della madre di Artù.
alla faccia del Gargarozzo, i Grey. Prego, vai! Numero 26. Buonasera a tutti, io mi chiamo Serena Busnardo, ho 20 anni e studio economia. Perfetto! Alla nostra studentessa universitaria. Questa cosa da chiederti, ma motori in che senso? In particolare Renault. Ma quindi fai navigatrice, pilota, cosa fai? Vorrei diventarlo. Ma stai già facendo pratica per prendere il patentino? Beh, quasi. Navigatrice? Sì, Si parte da là, poi il pilota poi sarebbe, chi non lo vorrebbe una navigatrice così, vero? Tutti sarebbero i piloti. Grazie. Numero 27. Buonasera a tutti, mi chiamo Elena Valle, ho 21 anni e sono un'impiegata. Di che? Amministrativa. Di conti. Va bene, prego Elena, impiegata amministrativa. Procediamo con la numero 28. Buonasera, sono Alessia Peron e ho 16 anni. Frequento l'istituto tecnico nel settore di relazioni internazionali per il marketing. Mamma mia, se fa queste cose, prego. Numero 29. Non ti preoccupare perché sei ultima, sai, beati gli ultimi che saranno. Buonasera a tutti, mi chiamo Ariel, ho 16 anni e studio biologia all'istituto tecnico. Biologia. Allora, una volta non c'erano queste cose. Perfetto, avete votato? Beh, c'è un lavoro a monte interessante dietro le quinte, nel backstage, parrucchieri, truccatori, truccatrici. Eccole qua. Allora, perdonatemi, adesso c'è, dopo un momento artistico, un po' un momento alla moda, cioè c'è una prova tecnica, quindi attenzione cari giurati perché c'è questa prova, e con gli occhiali dello sponsor e una sfilata show con i prodotti di Le Point e valigeria.
comunicazione di servizio per la giuria, votazione, criterio, viso e portamento nell'indossare gli oggetti dello sponsor. Vai con la numero 20 Rossella Mai e la numero 21 Maria Busellato. La numero 22 Claudia Cavaliere e la numero 23 Gioia Helen Rossi. Numero 24 Silvia Fortuna e numero 25 Igrei Carollo. Numero 26 Serena Busnardo, numero 27 Elena Valle. Numero 28 Alessia Peron e numero 29 Ariel Ceo. Adesso altra uscita sempre con gli occhiali di Ottica Malavasi. Numero 20 Rossella Mai, numero 21 Maria Busellato. Numero 22 Claudia Cavaliere, numero 23 Gioia Helen Rossi.
numero 24 Silvia Fortuna, numero 25 Ibrahim Carollo. Numero 26 Serena Bustardo, numero 27 Elena Valle. Numero 28 Alessia Peron, numero 29 Ariel Romero. Daniela e Andrea. Daniela e Andrea di Ottica Malavasi. Dai, fate dentro voi una scalinata. Grazie a voi. Grazie, ciao. E adesso invece c'è la sfilata show, sempre con prodotti del territorio, quindi con i prodotti di Le Point e Valigeria Agno. Ovviamente vi dico che questa non è una votazione, ma una semplice sfilata di moda. Prego.
e Valigeria Agno a Valdagno. Due negozi che sono nel commercio della pelletteria e della calzatura dal 1968. Olè! Complimenti, grazie mille, grazie. L'ultima sfilata, una sfilata molto particolare, molto bella, con degli abiti davvero interessanti da vedere, indossati dalle nostre straordinarie concorrenti, che io chiamerei qui sul palcoscenico di Trissino. Prego ragazze. Grazie per l'applauso spontaneo. Qui si vota il portamento e l'eleganza della concorrente. Io andrei a chiamare, quindi a far sfilare direttamente la numero 20, Rossella Mai. Maria Busellato. Numero 22, Claudia Cavaliere. Numero 23, Gioia Helen Rossi. Numero 24, Silvia Fortuna.
Allora, numero 25, Big Rain, Carollo, 17 anni. Numero 26, Serena Busnardo. Grande applauso perché ho visto davvero degli abiti straordinari, magari chissà mai confezionati anche dalle abili mani delle donne. Raccogliamo ovviamente l'ultima scheda, la terza scheda, adesso finiamo con l'inserimento, l'imputazione dei dati all'interno del nostro personal computer. A questo punto io vorrei chiamare nuovamente le ragazze per darvi info, per darvi notizie di chi saranno le 5 più belle, ma chiamiamole così perché sono tutte belle a mio modo di vedere, però ovviamente c'è anche un risultato, c'è anche un po' di agonismo in questa serata. Prego ragazze, accogliamole con un grande applauso.
lontano così non faccio vedere nulla. Allora, quinta classificata, fascia Miss Estate 2017, World Partner, lo studio immagine agenzia di comunicazione di Tiene, organizzatrice dell'evento, premia il signor Diego Dalmaso, responsabile nazionale area partner di Miss Brumare, vince oltre alla fascia un bouquet di fiori offerto dal negozio Il Fioraio di Trissino. Ladies and gentlemen, boys and girls, madame et messieurs, fascia di Miss Estate 2017 è la numero vorreste sapere 20, Rossella Mai. Classificata fascia Miss Fashion 2017 e World Partner la gioielleria Ottorino Pasetti di Valdagno, premia il signor Manuel Pasetti, vince oltre alla fascia un bouquet di fiori offerto dal negozio Il Fioraio di Trissino. Quarta classificata la numero 27 Elena Valle. Sul podio a premiare la terza classificata fascia Miss Non Mas Bello 2017, Premier Partner i negozi Non Mas Bello di Tiene e Schio, premiano le titolari Maria Grazia Barone e Željka Mitrovic. Vince un gioiello di Nanis offerto da Ottorino Pasetti di Valdagno, un bouquet di fiori offerto dal negozio Il Fioraio di Trissino. Terza classificata è la numero 21 Maria Busellato. Classificata fascia Miss Vittoria Assicurazioni 2017, Premier Partner Vittoria Assicurazioni agenzia di Cornedo Vicentino e Schio, premia la collaboratrice Anna Zermato, vince un gioiello di Lanis offerto da Ottorino Pasetti di Valdagno e sempre un bouquet di fiori offerto dal negozio Il Fioraio di Trissino. Seconda classificata è la numero 29 Ariel Ceola. Ovvio. Allora, prima classificata, fascia Miss Trissino 2017, Best Partner l'azienda
Azienda Fomec di Castelgomberto premia il titolare signor Andrea Franco, anche il sindaco vince una coroncina offerta da Autorino Fasetti di Valdagno, un gioiello di inizio offerto da Autorino Fasetti di Valdagno e un bouquet di fiori offerto dal negozio Il Fioraio di Trissino, inoltre un buono per una depilazione permanente e pulizia viso ad ultrasuoni offerta da No Mas Bello. Insomma, si porta a casa un sacco di premi questa ragazza. Va bene, welcome back my friends to the show that never ends, ladies and gentlemen. The number one is la numero 26 Serena Buscato. Presenti questa sera per il vostro calore che avete dimostrato nei confronti di queste ragazze che si sono esibite per voi. Ringraziamo gli sponsor, ringraziamo l'amministrazione comunale e tutti quelli che hanno collaborato alla buona riuscita di questa manifestazione. L'appuntamento è fissato sicuramente per il prossimo anno. Grazie e come dico sempre, se siete stati bene ditelo anche agli altri. Ciao a tutti, buonanotte.